Beh, in realtà la questura sta lavorando per approfondire le dinamiche e le motivazioni che hanno portato a questa situazione drammatica, perché c'è una persona che sta lottando tra la vita e la morte e ci sono 3 ragazze fermate dalla questura. Quindi rimaniamo in attesa. Il filo conduttore è comunque, pare essere abbastanza chiaro, è legato al mondo della droga, sia utilizzata sia lo spaccio, e quindi credo che da questo punto di vista serva aprire una riflessione importante comunitaria sugli effetti delle droghe, gli effetti dello spaccio, perché la situazione vista ieri mi ha lasciato davvero grande amarezza, anche nel vedere ragazzi che non hanno partecipato direttamente ma che si trovavano nel luogo completamente in balia di queste sostanze, rincorsi dai genitori disperati. È una situazione che fa male, che va affrontata con grande serietà, con grande determinazione. In queste ore sono in contatto con il questore, la dottoressa Simone, che ringrazio, ma nelle prossime ore ci incontreremo anche per mettere a punto un'azione molto forte di contrasto alle droghe. Chiederemo il coinvolgimento delle scuole, chiederemo il coinvolgimento delle famiglie. La droga è uno schifo che crea dei danni, come in questo caso, molto gravi. Ti può togliere la vita, ti può mettere nella condizione di toglierla agli altri, e comunque i 4 protagonisti di ieri, uno è all'ospedale, 3 dovranno vedersela con la giustizia, il tutto per delle sostanze stupefacenti che sono devastanti comunque da un punto di vista cerebrale. Ecco, da oggi, in realtà l'abbiamo sempre fatto, ma da oggi con ancora più convinzione parte una battaglia contro le droghe. Io da sempre non ho mai fatto distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Droga è droga, la droga uccide, la droga fa male, la droga ti fa perdere il controllo, la droga crea delle situazioni che ti possono poi rovinare per sempre la vita, e quindi da oggi comincia una battaglia forte contro queste sostanze. C'è un problema spaccio in città? Evidentemente sì, è un problema non della città di Treviso, è un problema generalizzato che riguarda un po' tutti i centri urbani, soprattutto le città più grandi, che diventano poi catalizzatore delle frequentazioni di questi ragazzi. Però la chetamina è una sostanza chimica devastante per le cellule cerebrali, e nella migliore delle ipotesi ti brucia il cervello, nella peggiori succedono situazioni come quelle di ieri. Io non sono qui né per scaricare le responsabilità né per puntare il dito, perché ieri ho avuto modo di confrontarmi con delle famiglie, con dei genitori per bene, che erano travolti dalla disperazione, dalla preoccupazione nella gestione della propria figlia. Non è una questione di sesso, perché ieri la vittima era un maschio e le carnefici erano 3 ragazzine, quindi non è una questione di nazionalità, perché anche da questo punto di vista ce n'era davvero per tutti i colori, dai trevisani, italiani, stranieri di prima o seconda generazione. Poco mi interessa però lavorare per cercare di risolvere la piaga della droga, delle dipendenze. Lo dobbiamo fare tutti convintamente, dobbiamo mettere anche in discussione i contenuti social, televisivi, musicali che questi ragazzi quotidianamente ascoltano e vengono bombardati, perché ci sono dei messaggi che sono totalmente devianti e disturbanti nel periodo della crescita. Però qui serve un maggiore controllo sociale, i genitori devono fare i genitori, il sindaco deve fare il sindaco, le forze dell'ordine devono fare azioni repressive. Ricordo che l'azione repressiva è tardiva, nel senso che vuol dire che il problema c'è e si interviene con le forze dell'ordine. Dobbiamo cambiare la nostra cultura partendo dai più piccoli, e quindi coinvolgeremo le scuole, coinvolgeremo le associazioni sportive. Il nemico da battere oggi è la droga. Il sindaco di Cosoni, Barago più o meno 2 anni fa, un omicidio fra giovanissimi è legato al mondo della droga. Gli ultimi avvenimenti di violenza in città giovanile legati anche quelli a compagnie trevigiane e non legate al mondo della droga. Quello che è successo ieri legato discutibilmente al problema della droga. È il caso di rivedere la strategia di contrasto a questo fenomeno, anche coinvolgendo i sindaci del territorio? Perché... Sì, assolutamente sì, non è una questione, ripeto, non è una questione trevigiana, perché basta aprire le rassegne stampa delle città e ci sono delle notizie anche più drammatiche di quelle di Treviso, però poco mi importa francamente
che un giovane si rovini la vita a Treviso, a Padova, a Roma o a Messina, parliamo sempre di un giovane che si è rovinato la vita. A me interessa creare le condizioni perché i giovani possano vivere appieno la vita che, ripeto, è il dono più bello che ci è stato dato e non può essere buttata via la nostra e quella degli altri semplicemente perché siamo dipendenti da delle sostanze chimiche che fanno schifo. Allora da oggi per me in prima persona comincia questa battaglia. In realtà noi abbiamo da sempre lavorato contro questo tipo di problema, evidentemente dobbiamo essere ancora più incisivi con strumenti diversi. Partirà anche subito un'azione con le forze dell'ordine di repressione, perché andremo a controllare con controlli a tappeto in città, nelle scuole, laddove i ragazzi possono far uso o portare queste sostanze. Però è mia volontà forte, ma non da sindaco, da cittadino, da uomo, da speriamo futuro padre, combattere questa piaga sociale. Quindi io chiedo davvero l'aiuto di tutti, nel senso che ognuno di noi può far molto in questa partita. Sono appena stato a fare gli auguri a un centro dei nostri anziani che si sono trovati per gli auguri di Natale, ma prima di fare gli auguri ho chiesto anche a loro di essere a fianco a noi in questa battaglia, dialogando con i figli, dialogando con i nipoti, dialogando con il vicino di casa. A volte basta mettere le istituzioni a conoscenza di un problema e di una situazione per fare già un qualcosa di importante. La droga va combattuta con tutti gli strumenti e sarà anche mia cura, coinvolgendo i sindaci, chiedere anche un intervento normativo a livello nazionale, perché dobbiamo fare qualcosa di più incisivo perché la droga non circoli. Cioè io non voglio combattere la droga sequestrandola, voglio impedire che la droga circoli e impedire che i nostri giovani si rovinino la vita attraverso queste sostanze che, ripeto, sono uno schifo.